Acragas, ovvero il tormentone di Agrigento e degli agrigentini, per il comportamento societario che per i tifosi altro non è che una insopportabile presa in giro. Si sta facendo di tutto, insomma, per distruggere il giocattolo e far svanire il sogno. Noi giornalisti, tante volte chiamati in causa con accuse assolutamente gratuite da parte di qualche dirigente biancoazzurro, avremmo voluto scrivere di un'Acragas pronta a tornare da grande protagonista dopo lo spauracchio degli ultimi tempi. Ma possiamo solo prendere atto che invece il protagonista vero è solo qualcuno che probabilmente starà pure godendo sulla pelle dei tifosi e dell'intera città. La verità è che l'Acragas non è mai uscita dal coma e che i discorsi fatti anche nel corso dell'ultima conferenza stampa, quella che annunciava l'iscrizione della squadra, restano chiacchiere, solo chiacchiere che accrescono la rabbia. Ieri anche noi, dopo le indiscrezioni raccolte, avevamo confermato la presenza a Firenze del dirigente Biagio Nigrelli, incaricato di presentare la fideiussione. Invece, all'ora di pranzo, piuttosto che all'ora del tè, come la volta scorsa, il presidente Silvio Alessi ha fatto pervenire alle redazioni l'ennesimo comunicato per annunciare che l'ammalato si è ulteriormente aggravato. La storia dell'Acragas, intanto, dimostra quello che da sempre è stata la città di Agrigento, una città dove ci si prende spesso gioco dei suoi abitanti a cuor leggero, salvo poi a chiedere ai santi ciò che viene negato regolarmente dagli uomini. Non è certo una bella immagine quella che si sta offrendo al Paese con l'indicazione che qui dalle nostre parti tutto diventa difficile e che persino il calcio crea disagio sociale. E diventa inutile chiedere di fare chiarezza sulla vicenda, casomai sarebbe onesto, e lo ribadiamo, mettersi da parte senza più prendersi gioco di tutti e di ognuno. Bisogna avere anzitutto il massimo rispetto della gente che ama veramente l'Acragas, il cui cuore ha rischiato tantissime volte di fare il botto per il troppo fumo negli occhi che si è riusciti a gettare. L'Acragas non depositerà la fideiussione. Allo stato attuale, ha scritto l'ufficio stampa dell'Acragas, non si sono concretizzate le trattative. Tutto viene rinviato qualora dovessero presentarsi reali e credibili interlocutori. Signori, ma chi ci crede più?